Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 4 persone sono indagate dalla Procura di Catania per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti, incendio e inquinamento ambientale nell'ambito di un'indagine che nel settembre scorso ha portato al sequestro da parte della Guardia Costiera di una discarica abusiva realizzata in un ampio appezzamento di terreno in cui venivano incendiati metodicamente rifiuti prodotti dall'attiguo parco acquatico Etnaland a Belpasso, in provincia di Catania. Secondo quanto accertato, i dipendenti del parco acquatico ogni pomeriggio, dopo aver raccolto i rifiuti della struttura, li avrebbero trasportati nei terreni adiacenti dove sarebbero stati selezionati e in minima parte consegnati a ditte specializzate. La rimanenza sarebbe stata incendiata e seppellita all'interno di una buca appositamente scavata nel terreno. Sta diventando virale il video dell'arresto di Vincenzo Pandetta in arte Nico, avvenuto ieri a Milano e ripreso da un utente che ha postato poi il filmato sul noto social TikTok. Pare che il cantante, a detta del suo avvocato, stesse per andare in aeroporto per prendere un volo per Catania, dove poi si sarebbe consegnato alle autorità per scontare la pena a 4 anni confermata recentemente in Cassazione, quando gli uomini della polizia lo avrebbero fermato e arrestato. Passiamo adesso ai dati relativi al Covid in Sicilia. Stando al bollettino giornaliero diramato dal Ministero della Salute, nell'isola si registra un incremento di 132 attuali positivi per un totale di 21.104 casi. I nuovi positivi in totale sono 1.520, un solo decesso, 1.387 i guariti. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Palermo in testa con 368 nuovi casi, seguita da Catania con 334 e da Messina con 239. Chiudiamo con il meteo. Continua il bel tempo in Sicilia. Nella giornata di domani sull'isola si aspetta una giornata soleggiata, qualche nube passeggera nelle aree interne e nelle zone tirreniche. Non si prevedono invece precipitazioni. Le temperature saranno ben oltre le medie del periodo. Catania sarà la città più calda con la massima che toccherà quota 26 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.